Buonasera. Il tema che verrà affrontato questa sera è le radici fenomenologiche del pensiero di Franco Basaglia. E poi c'è una, come dire, un'ulteriore parte del titolo che chiarisce qual è l'approccio dei relatori. Un dialogo tra filosofia e psichiatria a 100 anni dalla nascita. Perché infatti Franco Basaglia era nato nel 1924, non 40, 24. Allora, il primo relatore è il professor Oscar Meo, accademico, e che ha insegnato all'Università Estetica e Semiotica delle Arti. Ha svolto un'intensa attività scientifica, in particolare per quanto concerne il tema della comunicazione, per quanto concerne il rapporto fra arte e devianza psichica, oltre ad altri temi di grande importanza, e ha anche studiato, come egli stesso scrive, dal punto di vista storico, principalmente la filosofia di Kant e di Husserl. L'approccio del professor Oscar Meo è un approccio in cui approfondisce la antropoanalisi di Binswanger, come egli scrive, dall'interpretazione della malattia come forma di esistenza nasce l'esigenza di un approccio comunicativo che consenta di accedere al progetto esistenziale del soggetto. E ciò si collega con quanto riferirà invece Paolo Francesco Peloso, il cui peculiare intervento è una fenomenologia applicata all'istituzione, filosofia e psichiatria in Franco Basaglia. Perché Paolo Peloso, che è anch'egli come Oscar Meo accademico ed è direttore di struttura complessa presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze lunghissimo dell'ASL di Genova, ma insegna anche all'Università tecnica della riabilitazione psichiatrica. Ebbene, un aspetto che Paolo Peloso approfondirà sarà proprio quello della lezione fenomenologica per Franco Basaglia, che, se ricordo bene, veniva chiamato quando studiava a Padova il filosofo, perché fin dalla sua giovane età come studente, prima e poi come medico, ha approfondito proprio l'aspetto filosofico e oltre questo nella lettura della malattia, no? Nella lettura della follia, e contemporaneamente, quando poi diventerà operativo, prima a Gorizia e poi a Trieste, avrà un particolare, come dire, una lezione nei confronti dell'individuo con chiamiamoli con dei problemi, e individuerà la chiave dei rapporti istituzionali all'interno dei quali il ricoverato viene a trovarsi in un rapporto di potere. E all'interno di questo rapporto di potere, secondo la lezione di Basaglia, chi soffre viene ad essere doppiamente spossessato della sua soggettività e anche della sua libertà. A voi, grazie. Dunque, all'inizio del XX secolo entrò in crisi il modello epistemologico della psichiatria clinica classica, questi sono gli esponenti, da Griesinger fino a Kraepelin. Un contributo decisivo al rinnovamento concettuale fu dato da Karl Jaspers, che nel 1913 pubblicò l'Allgemeine Psychopathologie, questo è il frontespizio, psicopatologia generale, da subito punto di riferimento e oggetto di discussione per gli psichiatri. Fra di loro anche Ludwig Binswanger, che nello stesso 1913 aveva recensito uno dei lavori preparatori di Jaspers.
Nell'Allgemeine Psychopathologie, Jaspers muove una serie di critiche ai cosiddetti somatologi, quei signori che abbiamo visto prima, e rivendica l'autonomia della psichiatria nei confronti della neurologia. In particolare, critica la ricerca dell'origine del disturbo nel cervello, secondo il famoso dogma di Griesinger, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten, le malattie mentali sono malattie del cervello, critica la concezione del malato come complesso di sintomi, l'insufficiente riconoscimento o addirittura la negazione dell'umanità del malato, la preferenza per i costrutti teorici e la categorizzazione a danno dell'interesse per il vissuto psicologico, quello che in tedesco si chiama Erlebnis, un concetto che proprio in quel torno di tempo era stato approfondito in sede filosofica, a partire quantomeno da Wilhelm Dilthey. Inoltre, Jaspers rivendica il primato epistemologico della questione del metodo e il pluralismo metodologico. Utilizza la fenomenologia del primo Husserl, più precisamente della quinta delle ricerche logiche, logische Untersuchungen, come fonte di concetti teorici e operativi e come metodo di indagine. Distingue fra scienze dello spirito, Geisteswissenschaften, oggi le chiamiamo scienze umane, il cui metodo di indagine è il comprendere, verstehen, e scienze della natura, Naturwissenschaften, il cui metodo è lo spiegare, erklären, e concepisce la psicologia e la psicopatologia come Geisteswissenschaften. Jaspers non fu psichiatra clinico, fu psicopatologo. E non perché non volesse fare lo psichiatra, ma perché fare lo psichiatra gli era impedito dalla sua malattia. Soffriva di bronchiectasia e quindi non poteva fare la vita della clinica. Non poteva fare il giro al mattino insieme al direttore e ai colleghi, non poteva assolutamente stare in piedi molte ore al giorno. Pertanto gli fu affidato il laboratorio di psicologia della clinica e lì, con una parola che si usa oggi, intervistava i malati. Nella sua accezione, l'accezione di Jaspers, la psicopatologia è quella branca della psicologia che si occupa degli aspetti cosiddetti abnormi dell'accadere psichico-cosciente. Questa sottolineatura dell'interesse per la coscienza, che lo porta in rotta di collisione con la psicoanalisi, evidentemente, è fondamentale per comprendere perché fosse attratto dall'impostazione di Husserl. Al centro della filosofia di Husserl c'è proprio il concetto di coscienza. Quanto agli aspetti deontologici, in primo luogo c'è l'istanza antropologica. Il malato mentale, dice Jaspers, è globalmente uomo e come tale va considerato. Dunque vanno salvaguardate la sua inesauribilità e la sua dignità. Come ogni uomo, il malato è sempre più di quanto possiamo conoscere di lui e non lo si può dunque risolvere in concetti psicologici prefabbricati. Qui cominciamo a intravedere qualche richiamo basaliano. Lo psicopatologo deve esserne consapevole e deve porsi di fronte al malato come individualità aperta e disponibile. Ogni caso è diverso. Ciascun malato vive in modo diverso la propria malattia, presenta diverse variabili comportamentali, un decorso clinico diverso e caratteristiche psicologiche individuali. Ogni singolo Erlebnis, ogni singola Weltanschauung, visione del mondo, sono caratterizzati da una qualità soggettiva o modalità specifica. Per quanto concerne l'utilizzo della fenomenologia, Jaspers tiene conto di due accezioni in particolare del termine in Husserl. In primo luogo è un atteggiamento mentale che si riassume nel motto zu den Sachen selbst, alle cose stesse, e consiste nell'affrontare l'oggetto dell'indagine prescindendo da sovrastrutture teoretiche, come quelle che sviavano la psichiatria classica dall'attenzione per il malato in se stesso. In secondo luogo, nel primo Husserl, lo Husserl, ripeto, delle ricerche logiche, fenomenologia significa psicologia descrittiva e costituisce un procedimento utile a chiarire i fenomeni della coscienza,
a coglierli nella loro Leiblichkeit, nel loro darsi in carne e ossa, in corpo vivente e vissuto. Proprio questo vuol dire Leib in tedesco, corpo vivente e vissuto. Quindi vivida presenza ed evidenza dei fenomeni. La fenomenologia psicopatologica poggerà essenzialmente sulle autodescrizioni del malato, nella convinzione che chi ha vissuto un'esperienza trova meglio il modo giusto per esporla e l'intervento del medico non deve costituire un elemento di disturbo. Ovviamente c'è un limite all'applicazione della fenomenologia, l'impossibilità di accedere in alcuni casi al reale vissuto psichico del paziente. Ne parlavamo prima, è il famoso Unverständlichkeitstheorem, teorema dell'incomprensibilità, per cui Jaspers è stato anche accusato di razzismo, nichilismo terapeutico, ne hanno detto di tutti i colori, ma in realtà era piuttosto soggettivo il discorso dell'incomprensibilità. È il medico che non comprende il malato. Questo è il problema fondamentale. Quello che più importa comunque è l'emergere di un'istanza etica di impostazione kantiana che si affianca al primato dell'individuo, che è invece di ispirazione kierkegaardiana. Jaspers aveva già letto molta filosofia quando faceva appunto era giovane assistente volontario nella clinica psichiatrica di Heidelberg. Quindi rispettare il malato, evitare la coercizione psicologica. Riassumo brevemente le tesi che Jaspers ricava da Husserl e da altri filosofi vicini a Husserl, come Brentano, di cui Husserl fu allievo, e gli altri membri della Brentano-Schule, von Ehrenfels, von Meinung, Stumpf. La coscienza è intenzionale, è sempre immediatamente orientata verso l'oggetto. Di qui la concezione della soggettività come attività strutturatrice dell'esperienza dal punto di vista cognitivo ed emozionale. La coscienza è un tutto unitario, che è rivolta anche a oggetti inesistenti. L'allucinazione è un erlebnis che va considerato nell'insieme del decorso psichico del paziente e, adottando altri strumenti metodologici, può consentire di penetrare nel suo mondo. L'oggetto è il referente di un atto di coscienza e l'espressione del malato, le sue comunicazioni, il suo comportamento, le sue prestazioni concrete hanno un significato. Questa è una rivolta chiarissima contro credo. La conseguenza è che si può cercare di penetrare nel mondo del paziente, portare alla luce almeno parzialmente il plesso semantico. Strumento più utile della fenomenologia a penetrare l'Erlebnis e il meccanismo della malattia è la cosiddetta Verstehende Psychologie, psicologia comprendente, che ha il compito di stabilire le connessioni di senso fra i fenomeni psichici. Il metodo comprendente consiste nel porsi nelle condizioni individuali e irripetibili del soggetto dell'azione, nell'individuare dall'interno le connessioni psichiche, le relazioni dinamiche fra i contenuti, il processo produttivo, che hanno appunto indotto il soggetto a prendere una determinata decisione. L'elenco operante nell'ambito degli studiosi operanti nell'ambito delle Geisteswissenschaften è piuttosto lungo, che aderirono appunto al metodo del Verstehen è piuttosto lungo, comprende psicologi, storici e teorici della storiografia, della scienza, della cultura, della società. Per Jaspers sono particolarmente importanti Dilthey e Weber, Wilhelm Dilthey e Max Weber. Anche per Dilthey il concetto centrale è quello di Erlebnis, lo dicevo prima, cosa che Erlebnis, il quale costituisce l'interiorizzazione e la rielaborazione cosciente delle esperienze compiute. Attraverso l'Erlebnis l'uomo coglie se stesso, riflette e agisce su se stesso. In più vi è anche l'apertura di una prospettiva comunitaria che attraverso Martin Buber, allievo di Dilthey, giocherà un ruolo anche in Binswanger, un ruolo essenziale anche in Binswanger. Il Verstehen, il comprendere, interviene nello studio dei rapporti interpersonali e della comunicazione. In quanto aperta alla dimensione psichica dell'altro, la comprensione aiuta a superare la distanza fra i soggetti.
Il comprendere, scrive Dilthey, è un ritrovare l'io nel tu. L'applicazione del metodo esplicativo delle scienze della natura dà luogo, dice Dilthey, a una psicologia senza psiche, Seelen, Lehre, ohne Seele, ma qui c'è un gioco di parole purtroppo intraducibile, perché il primo significato di Seele è anima, quindi è anche una psicologia senza anima, evidentemente, quella che fanno i somatologi. Invece la vita psichica la comprendiamo come totalità delle connessioni vissute di un individuo, non dimenticando che ciascun individuo è in relazione con altri, anch'essi dotati di erlebnis soggettivi. Emerge così il carattere dialogico del comprendere, che a Jaspers interessa molto, proprio per instaurare un rapporto con il malato. Sul piano della prassi psichiatrica, appunto, ne scaturisce l'importanza dell'approccio relazionale al malato, che bene si armonizza con la tesi fenomenologica secondo cui la coscienza è strutturata in modo intenzionale, sempre indirizzata verso l'oggetto e verso l'altro. Da qui emerge l'idea che lo psichiatra debba assumere un atteggiamento di disponibilità, debba cercare di entrare in comunicazione con il malato, anche se l'isolamento di quest'ultimo sembra rendere vano ogni tentativo di contatto. In Jaspers compaiono le prime affermazioni di principio della psichiatria umanistica fino a Basaglia, varranno fino a Basaglia. Scrive Jaspers, lo psichico scaturisce con evidenza dallo psichico. Nella comprensione dall'interno si verifica una trasposizione nell'altro, un'immedesimazione empatica, Einfühlung, un convivere, mit erleben, i suoi Erlebnisse. L'empatia consiste nel penetrare nel mondo psichico altrui mediante la riproduzione in se stessi degli elementi costitutivi della vita psichica altrui. Una sorta di fusione e un rivedere sé nell'altro da sé. La psicologia comprendente, come diceva Dilthey, la psicologia comprendente non applica nozioni generali al caso singolo, ma ha sempre bisogno di Einsicht, gli insights degli inglesi, insomma. La corroborazione delle ipotesi concettuali avviene nella presentificazione, Vergegenwärtigung, e intuizione, Anschauung, interne dello psichico. Chiudo la citazione. Rispetto al vero e proprio lavoro di penetrazione, la fenomenologia è intesa come metodo preparatorio che delimita, ordina i fenomeni, sgombrando il campo dei pregiudizi teoretici e metodologici, secondo l'invito husserliano a porsi con atteggiamento antepredicativo rispetto alle cose. Ne discende un principio fondamentale della concezione jaspersiana della nosologia. Quello diagnostico è uno dei pregiudizi nella comprensione psichiatrica di un caso, e qui c'è di nuovo, siamo abbastanza vicini al nostro Basaglia. Il risultato diagnostico non è una verità assoluta. Le classificazioni sono solo provvisorie, gli schemi possono essere discordanti, diversi ricercatori possono giungere a conclusioni diverse. Come il fenomenologo nella visione husserliana, anche lo psichiatra è un ewiger Anfänger, un eterno principiante. La direzionalità immediata all'oggetto che Jaspers coglie nella fenomenologia, intesa come psicologia descrittiva, Binswanger, nella prima fase della propria produzione scientifica, siamo al saggio sulla fenomenologia del 1922, saggio che viene da una conferenza del 1922, Binswanger trova appunto la direzionalità immediata verso l'oggetto, la trova nella cosiddetta Wesensschau o visione delle essenze del secondo Husserl, lo Husserl delle idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica del 13, lo stesso anno dell'Allgemeine Psychopathologie. Nell'intuizione categoriale si danno direttamente e da sé gli Erlebnis puri, intesi come puri eide, platonicamente, insomma, o aspettualità, astraendo da spiegazioni causali o costruzioni intellettuali. Secondo Binswanger, proprio questo deve fare lo psichiatra, cogliere l'essenza del fenomeno psichico. Questa traduzione
in termini psicologici, Binswanger lascia al di fuori della propria considerazione alcuni elementi decisivi della filosofia del secondo Husserl, la riscoperta dell'io puro, ma ritornerà poi alla fine della sua carriera di psichiatra Binswanger proprio su questo tema dell'io puro, nel volume Melancolia und Manie, Melanconia e Mania. Quindi riscoperta dell'io puro e riduzione fenomenologica. Sono i due punti che Binswanger lascia da parte. Cos'è la riduzione fenomenologica? Beh, è la messa in parentesi, come dice Husserl, la sospensione del giudizio rispetto a tutte le naturalità, compreso il mondo. Alla fin fine, ad attirare Binswanger sul secondo Husserl sono quelle stesse caratteristiche che avevano attirato quelle di Jaspers, l'attenzione di Jaspers sul primo Husserl. La fase più nota e più influente di Binswanger è quella della Daseinsanalyse, antropoanalisi, gli altri però la chiamano analisi esistenziale, forse più correttamente, che prende le mosse dalla Daseinsanalytik, analitica esistenziale o analitica dell'esserci, cioè esserci, Dasein in tedesco vuol dire letteralmente essere qui, tradotto di solito con esserci, a volte anche con presenza. È l'esistente situato nel mondo, l'uomo in quanto esistente situato nel mondo. Daseinsanalytik tracciata da Heidegger nella sua opera fondamentale che è Essere e Tempo, Sein und Zeit. L'antropoanalisi si è sviluppata in corrente anche grazie all'apporto di altri ricercatori. Li vedete qui elencati: Bosco, Gebsattel, Storch, Strauss, Minkowski o Minkowski a seconda delle pronunce, che però sviluppa anche temi bersoniani. Come ammette a più riprese lo stesso Binswanger e come sottolinea Heidegger nel corso delle sue tarde riflessioni sul rapporto fra filosofia e psichiatria, le due impostazioni non sono sovrapponibili. Le tesi sviluppate da Heidegger intorno al Dasein sono ontologiche e la Daseinsanalytik non si limita a scoprire gli elementi fondamentali della vita umana nella loro articolazione reale, concreta, ma con esplicito riferimento all'analitica trascendentale di Kant, fa un altro lavoro, indaga le condizioni di possibilità del Dasein e l'articolazione della sua struttura costitutiva intesa come connessione unitaria. La Daseinsanalyse si occupa invece del dominio ontico, concerne cioè l'esistere umano fattuale, secondo il significato tradizionale del termine Dasein. Dasein voleva dire, fino a Heidegger, esistenza di fatto. Semplicemente quello, esistenza di fatto. Lo usa anche Kant, tra l'altro il termine Dasein è una delle categorie, è una delle tante categorie, ma vuol dire esistere reale, esistere fattuale. Non è più, cioè non è ancora, come sarà invece in Heidegger, è un progetto gettato, ma adesso ci arriviamo. Quindi siamo nel dominio ontico con la Daseinsanalyse, siamo sul piano dell'esistere umano fattuale, nella sua storicità e nella trama dei suoi vissuti, dei suoi Erlebnis. Per Binswanger la somiglianza di denominazione è giustificata dal fatto che l'antropoanalisi, chiamiamola pure così, si fonda sulla struttura del Dasein come essere nel mondo, elaborata per la prima volta dall'analitica esistenziale e dunque utilizza, in der Weltsein, come si dice in tedesco, utilizza quelli che lui chiama i nuovi impulsi provenienti dalla problematica ontologica. In Essere e Tempo Heidegger chiama esistenziali le determinazioni costitutive del Dasein, per il quale Dasein scrive: nel suo essere ne va di questo essere. Quali sono questi esistenziali? Sono l'angoscia, la cura, la temporalità, esistere stesso fondamentalmente. Jaspers diceva l'essere in situazione. Gli esistenziali sono concepiti da Binswanger come filo conduttore categoriale della ricerca, ma non in quanto ontologici, né come oggetto specifico della ricerca. La fenomenologia non è insomma come per Heidegger la scienza dell'ente o ontologia.
Dal punto di vista di Heidegger, la psichiatria, così come tutte le altre scienze del factum, del positum, è solo un'ontologia regionale. E l'analisi, e scrive proprio letteralmente nei seminari di Zolikon, l'analisi psichiatrica del Dasein lavora con un Dasein raccorciato, dal quale viene estirpato il tratto fondamentale. E il tratto fondamentale è il fatto che per il Dasein ne va essenzialmente dell'essere, del proprio essere. Data la consapevolezza binswangeriana della differenza tra la sua indagine e quella ontologica, si potrebbe dire che Heidegger sfonda una porta aperta. Di fatto Binswanger non ha mai pensato di trasferire di peso l'ontologia fondamentale nell'indagine intorno alle patologie mentali. A interessarlo è ovviamente la situazione concreta del malato. E a questo scopo trova utile la definizione heideggeriana del Dasein come essere nel mondo, appunto, e come progetto gettato, che contrappone all'atmosfera rarefatta in cui la concezione trascendentale dell'ego puro del secondo Husserl immerge la coscienza. Mentre in Husserl la coscienza, come l'io di Cartesio, non ha bisogno di alcunché per esistere, dico il secondo Husserl, lo Husserl delle idee naturalmente, e la coscienza è imbozzolata nella propria autosufficienza, in Binswanger, come in Heidegger, il sum, nel senso del sono in un mondo, nel senso dell'essere in un mondo, precede il cogito. Proprio dall'esperienza del trovarsi in un mondo, l'essere umano trae stimolo per l'elaborazione di un progetto di mondo. Il progetto testimonia pertanto la trascendenza o superamento ascendente, Überstieg, del Dasein in quanto essere nel mondo. In questa trascendenza si costituiscono il mondo stesso e il sé, perché progettare un mondo significa anche progettare se stessi. In riferimento al tema specifico dell'autismo schizofrenico, discusso in uno dei suoi casi più famosi, quello di Ellen West, Binswanger osserva che al posto della libertà del lasciare accadere il mondo, sviluppando la propria progettualità, dunque in relazione al decorso delle cose, subentra, scrive, l'illibertà dell'essere dominati da un determinato progetto di mondo. Il mondo si restringe per il malato. Come Binswanger appunto chiarisce in un altro celebre caso, quello di Lola Foss, questo progetto corrisponde a una mondanizzazione distorta, cioè a una contrazione, ripeto, dell'orizzonte progettuale di contro a quella mondanizzazione che per Husserl consisteva nella trasposizione di un ideale nella realtà. Il malato soffre per la discrasia tra ideale e reale. Nel caso di Ellen West sono simboleggiati rispettivamente l'ideale dall'immagine dell'etereo e il reale dall'immagine della tomba e della palude o della palude. E questa discrasia fra ideale e reale si trasforma, scrive ancora Binswanger, in alterazione dell'intera forma del Dasein e dell'intero corso o dell'intero stile della vita. Essere nel mondo, nella modalità del progetto, non significa vivere come una monade, ma essere compartecipi del mondo insieme agli altri. Dunque, le malattie mentali vanno viste non solo come disturbi della globalità dell'essere uomo in quanto sinolo di mente e corpo, ma anche come disturbi del Mitdasein, del connesserci, dell'essere partecipi dello stesso mondo nella modalità dell'apertura al mondo e agli altri, che è qualcosa di più del semplice essere animali sociali. Di qui l'esigenza di tentare un approccio comunicativo con il malato, fondato sulla cura intesa come preoccupazione esistenziale e sull'amore. Il tuo libro compare questo tema dell'amore, a proposito di Basaglia, in modo da porre le basi per il recupero della compartecipazione. In quanto il Mitwelt, mondo sociale comune, chiamiamolo, è un esistenziale, una determinazione costitutiva del Dasein, l'incontro e la comunicazione sono il fondamento della psichiatria. Come già aveva detto Jaspers, peraltro, un fondamento che va al di là
dei concetti di sano e malato, normale e anormale, perché i dati clinici sono interpretati ora come, scrive Binswanger, particolari modalità del corso del Dasein e della realizzazione del Dasein. I sintomi psichiatrici sono disturbi della comunicazione, l'aveva già detto Jaspers. L'accesso alla comprensione del progetto esistenziale è il momento essenziale nel processo terapeutico, perché anche la patologia è una forma di esistenza, che non vuol dire negare l'esistenza della malattia mentale, naturalmente. Ciò corrisponde a una sospensione della distinzione fra normale e patologico, rivelando il fondo etico-antropologico della posizione di Binswanger. Questi principi direttivi della condotta dello psichiatra, Binswanger poteva trovarli non solo in Heidegger, che insiste sull'esistenza come mit sein, appunto, con essere, ma anche in altri autori. Innanzitutto nello Husserl, non più del primo, ma del secondo, sono 3 i volumi delle idee, del secondo volume delle idee per il quale gli altri esseri umani sono mio prossimo, dice, soggetti egoici al pari di me, compagni, Genossen, non nel senso politico, origine di significati potenzialmente condivisi e in relazione reciproca, in modo tale che sia possibile la costituzione di quella che Binswanger chiama con Husserl Wir-Gemeinschaft, cioè comunità di noi. Ma Binswanger fa riferimento anche a Karl Löwit, allievo di Heidegger, autore di un libro intitolato L'individuo nel ruolo del co-uomo, traduco letteralmente, perché Mitmensch vuol dire co-uomo, poi è stato tradotto in modo diverso, ma lasciamo stare. E Martin Buber, che avevo già citato a proposito di Dilthey, il quale, sviluppando appunto un motivo presente nel maestro Dilthey, teorizzava l'incontro io-tu, suo libro fondamentale, Ich und Du, io e tu, declinando nella duplice prospettiva orizzontale, cioè da uomo a uomo, e anche verticale. Buber era uno studioso ebreo, studioso della mistica, non solo ebraica, ma soprattutto della mistica ebraica, e quindi gli interessava ovviamente anche il rapporto con Dio. A occupare il centro della scena è un tema a cui ho già accennato, quello dell'amore e della Wirheit, come si dice in tedesco, termine intraducibile in italiano, potremmo tradurre con nostrità o noità, ma sono tutti e due orrendi e quindi ci rinunciamo. Intendiamo, per Wirheit, intendiamo sostanzialmente la modalità duale di esistere che Binswanger considera come un vero e proprio esistenziale, del quale rimproverava la mancanza in Heidegger. Anzi, individuava proprio in questa interpretazione in chiave ontologica dell'amore la differenza della propria impostazione rispetto a Heidegger, e non nell'aver equivocato sul significato dell'ontologia fondamentale trasformandola in antropologia. Su questo piano del situarsi non semplicemente nel mondo, ma oltre il mondo dei fatti, nel trascendere il mondo, è dato incontrare l'altro come ego alter, cioè come uomo, uguale a me, come mio simile, in un dialogo fra esistenze che trascende il livello del mero contatto sociale e del mero rapporto professionale medico-paziente. L'efficacia della terapia consiste nel creare nuovi rapporti, un nuovo modo di essere co-uomini, partendo dal presupposto che nella terapia il malato va considerato appunto come uomo e in quanto tale come co-uomo, Mitmensch, concependo l'incontro su un piano di parità fra due esistenze parimenti libere. Ecco, ho finito, concedetemi un attimo di citare un famoso detto ippocratico che Jaspers amava citare. Iatros, o Ietros, a seconda delle versioni, philosophos isozeos. Si potrebbe forse accostare o sostituire a philosophos anthropos, cioè quel medico che sia filosofo è simile a un dio, ma anche quel medico che sia uomo, in qualche modo è simile a un dio. Con questo ho chiuso.
Bene, grazie a tutti, grazie all'Accademia per ospitare questo dibattito, insomma, questo stare insieme, no? A ragionare delle cose che ci stanno a cuore, e grazie davvero a Oscar Meo per questa lezione che ci introduce in qualche modo a Franco Basaglia e al rapporto che Basaglia stabilirà con questi personaggi, appunto, con questi grandi personaggi dei quali si è parlato. Oh, a sinistra? Ah, a destra, perfetto, scusate. Beh, è una diapositiva a cui tengo, che mostro per far vedere come il rapporto con la filosofia non è uno strano ghiribizzo che viene in mente a Basaglia. Questo è il primo libro, possiamo dire, moderno di psichiatria, risale all'anno 1800 e è scritto da Philippe Pinel. Vedete che si intitola Trattato medico-filosofico sulla alienazione mentale, quindi medico-filosofico. Ci chiediamo quindi dove è finita la filosofia nella formazione dello psichiatra dopo i primi decenni del Novecento, se la questione era medico-filosofica, e a decorrere dai primi decenni del Novecento diventa sostanzialmente esclusivamente medica, cioè dove è finita la filosofia nella formazione dello psichiatra non c'è più, quindi è sparita. Molto brevemente la vita di Basaglia, che nasce appunto l'11 marzo del 24 a Venezia da una famiglia piuttosto agiata. Nel 1944 c'è l'impatto col carcere, molto importante per quello che sarà poi il suo rapporto con l'istituzione totale, per propaganda antifascista e contro la guerra sostanzialmente. Dal 45 al 61 sono gli anni che trascorre prima come studente, poi come ricercatore all'Università di Padova, dove appunto, come veniva ricordato prima, viene soprannominato il filosofo alla Veneta. Ci sono i primi scritti che sono improntati sostanzialmente alla fenomenologia. C'è prima ancora un gruppetto di scritti che sono su argomenti più così, diffusi in quel momento, i primi psicofarmaci e i test proiettivi, che erano proprio i temi di tutti gli psichiatri in quel momento, però poi sostanzialmente lui trova una sua identità nel cominciare a leggere di fenomenologia e a scrivere di fenomenologia. Nel 1953 la specializzazione in psichiatria, il matrimonio con Franca Ongaro, che sarà una compagna, non solo la moglie, ma sarà anche la persona con la quale lui firma una gran parte dei loro scritti. Lo strano regalo del testimone, il neurologo Terzian, il quale regala alla coppia l'opera completa di Sartre, che come regalo il matrimonio è un po' particolare. Nel 61 Basaglia arriva a Gorizia, all'ospedale psichiatrico di Gorizia, perché sostanzialmente gli è stato si è trovato impedito nella carriera universitaria alla quale aspirava. Ecco, quindi il ripiego, diciamo, per gli universitari trombati all'epoca era in psichiatria era la direzione di un manicomio, e così è per lui. L'impatto col manicomio, nel quale non aveva mai messo piede prima, perché gli psichiatri che lavoravano all'università raramente mettevano piede nel manicomio, è assolutamente scioccante, traumatico, tanto che il primo pensiero è di tornarsene all'università. Tuttavia decide di restare e Basaglia comincia a visitare criticamente il modello della comunità terapeutica, che in quel momento era il modello più avanzato, diciamo, di psichiatria. Fa anche un viaggio in Gran Bretagna proprio per vedere di persona. Nel 63 pubblica questo saggio, Ansia e Malafede, un saggio importante sul quale poi ritorneremo, il cui rapporto col pensiero di Sartre è molto grande. Nel 64 a Londra enuncia l'idea guida, che poi resterà per tutta la sua vita, che è quella della distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Nel 65 c'è
forse quello che è il suo più bel saggio di ispirazione sartriana e fenomenologica, che è Corpo, Sguardo e Silenzio. Nel 67 a Genova, all'Università di Genova, viene invitato a tenere una conferenza, un lavoro che io amo particolarmente, che è Corpo Istituzione, cioè i pensieri che ha esposto in Corpo, Sguardo e Silenzio vengono applicati all'istituzione psichiatrica. È il saggio in cui si coglie, credo meglio, l'unitarietà del pensiero di Basaglia, che non passa da una fase fenomenologica filosofica ad una fase anti-istituzionale, ma che tiene insieme le due cose. In questo saggio si nota in modo particolare. Nel 67 viene pubblicato il primo libro del gruppo di Gorizia, che cos'è la psichiatria. Nel 67 ancora viene bocciato al concorso per direttore dell'ospedale Roncati di Bologna. Della commissione fanno parte Giambattista Belloni, che era il professore che a Padova gli aveva bloccato la carriera universitaria, e Giorgio Padovani, che era il direttore degli ospedali psichiatrici di Genova in quegli anni. Recentemente ho presentato il mio ultimo libro proprio a Bologna, all'istituzione Minguzzi, e la presidente dell'istituzione mi ha accolto con un regalo. Il regalo era il verbale della commissione che ha bocciato Basaglia a Bologna. Mi pare molto interessante per il nostro discorso, perché la commissione scrive: padrone del linguaggio fenomenologico e forte di esperienze internazionali, il Basaglia è efficace sul piano dialettico, e poi offrendo naturalmente ampio campo di discussione su quello pragmatico. In una prima versione il verbale era un po' più duro, poi è stata scelta questa formula un po' più morbida. Il suo frequente riferimento a Sartre, Marcuse e Foucault e altri pensatori denota più una vocazione filosofica e sociologica che astrae da un autentico impegno medico, e l'impressione è confermata anche dalla mancanza di riferimenti concreti circa i risultati della comunità terapeutica e di valide alternative alle tecniche condannate. Poi c'è un pezzo che di nuovo viene omesso nella versione definitiva. In realtà il Basaglia contesta globalmente 150 anni di psichiatria clinica. Il che non è del tutto vero, perché finché la psichiatria è filosofica lui non la contesta. Nel 68 c'è la pubblicazione, lo straordinario successo dell'Istituzione Negata, il suo libro più importante, e c'è il suo incontro, un incontro fortunato col movimento del 68, che trova in lui una sorta di profeta che fin dal 61 stava facendo assemblee, stava parlando di libertà, di uguaglianza, discorsi che al 68 piacciono, ma lui trova negli studenti, soprattutto delle discipline mediche, psicologiche, filosofiche del 68, una manovalanza gratuita per portare avanti le sue esperienze. Nel novembre del 68, però, mentre lui è su tutti i giornali per l'istituzione negata, ha luogo l'incidente Miclus, cioè uno malato dell'ospedale di Gorizia, durante un permesso a casa, uccide la moglie. Questo fatto lo butta in una crisi pesantissima. Lì per lì pensa di dover rinunciare completamente al suo progetto, di dover richiudere l'ospedale psichiatrico, di aver sbagliato tutto. È il contatto con il gruppo e con Franca, con sua moglie, che gli dà il coraggio, ecco, di proseguire. È un momento secondo me importante questo, perché questo psichiatra che siamo abituati a pensare come un vincitore, perché poi verrà nel 78 a coronare il suo disegno di chiudere il manicomio, invece ci è vicino anche nella crisi, nella sconfitta, nei momenti di difficoltà, e questo credo che sia un modo umanamente importante di guardarlo. Comunque nel 69 fa uno stage a New York. Questo stage è importante perché gli mostra una psichiatria molto più avanzata di quella italiana, una psichiatria che è già in gran parte nei servizi territoriali,
psichiatria che lui critica, e questo dà alle sue critiche una particolare modernità, perché valgono anche per noi oggi. Lui negli Stati Uniti incontra una situazione molto simile a quella che noi viviamo adesso. Nel 70 viene chiamato direttore a Parma da Mario Tommasini, che è un'altra figura mitologica di quegli anni, è un po' il contrario, ecco, lui è un grande intellettuale che ha letto tanto, eccetera. Tommasini è un uomo che è alla quinta elementare, ma agisce distinto per gli altri. Però le cose non vanno bene a Parma, non procedono con la velocità che Basaglia vorrebbe. Tra il 71 e il 79, appunto, viene chiamato da Michele Zanetti alla direzione di Trieste con la promessa che Zanetti gli darà tutto quello di cui ha bisogno per giungere alla chiusura dell'ospedale psichiatrico, obiettivo che viene raggiunto. Il 13 maggio del 78, appunto, viene approvata quella che io credo meritatamente si chiama legge Basaglia. Nel 79 Basaglia in Brasile tiene 8 conferenze che sono molto importanti perché sono una sorta di autobiografia sua e del movimento che ha portato alla legge, e viene chiamato alla direzione dei servizi psichiatrici del Lazio. Però purtroppo, contestualmente a questa nomina, comincia ad avvertire i primi sintomi del tumore cerebrale che lo porterà a morire a 56 anni il 29 agosto dell'80. Ecco, qui avete la tomba di famiglia nel commovente cimitero di San Michele in Isola, a Venezia, dove Basaglia è sepolto, e sulla destra invece il francobollo che è stato emesso proprio la settimana scorsa, l'11 marzo, in corrispondenza del centenario. Mi scuso per questa premessa biografica, però mi sembrava utile per contestualizzare il discorso. Quando Basaglia muore, Psichiatria Democratica di Arezzo pubblica questo manifesto: Basaglia tra la gente, così vogliamo ricordare il compagno, l'amico, il maestro, che ha insegnato a trovare nella pratica la teoria, nella scienza l'impegno sociale. Ecco, io credo che in questi due passaggi, nella pratica della teoria, nella scienza dell'impegno sociale, c'è davvero il succo dell'insegnamento di Basaglia. Basaglia spesso si pensa che sia un uomo buono che ha improvvisato la liberazione dei manicomi, è tutt'altro. Ecco, Basaglia è un grande studioso che si rifà, come veniva già ricordato, a riferimenti filosofici e letterari: Sartre, Jaspers, Husserl, Binswanger, Minkowski, Merleau-Ponty, Strauss, e sul piano letterario Pirandello era il suo romanziere preferito. Nella sociologia delle istituzioni, Primo Levi, e la sua analisi delle dinamiche interpersonali nel lager, Erving Goffman, Russell Barton. Dall'antifascismo e dalla lotta anticoloniale prende molto da Antonio Gramsci, La Costituzione, che era un documento al quale spesso si rifaceva, e Frantz Fanon come psichiatra rivoluzionario dall'Algeria. La storia della psichiatria a Basaglia dobbiamo la scoperta di John Connolly, psichiatra inglese vissuto nella prima metà dell'Ottocento, che aveva teorizzato una psichiatria che non legasse le persone, e aveva teorizzato il lavoro di equipe. Questo in un libro pubblicato nel 1856, psichiatra totalmente sconosciuto in Italia, poco conosciuto anche in Europa, che Basaglia scopre e propone poi appunto al pubblico italiano. Tra gli storici con i quali ha avuto direttamente rapporti, perché sono storici suoi contemporanei, Michel Foucault, Robert Castel. Si rifà appunto all'esperienza all'avanguardia, lui cerca le esperienze più moderne, la psichiatria di settore francese, la community psychiatry canadiana, appunto durante il viaggio negli Stati Uniti, e le esperienze di trasformazione del manicomio, la comunità terapeutica anglosassone e la socioterapia francese. Questo è Basaglia a passeggio, con Basaglia è quello vestito di scuro più alto, Sartre è quello più piccolo, e sono a passeggio per Bologna.
Questo è un po' i personaggi, appunto, il cui pensiero macina nel suo pensiero quando Basaglia fa e quando Basaglia scrive. John Connolly, quello a sinistra, insomma, si vede il quattrocentesco, Antonio Gramsci, Pirandello, Primo Levi, Husserl, Binswanger, Minkowski, Maxwell Jones, il fondatore della comunità terapeutica, Russell Barton, quello che aveva teorizzato la sindrome istituzionale, alla quale Basaglia si rifà molto, e poi il canadese scusate, Goffman, e poi Franz Fanon e Michel Foucault. Ma ci sono, come abbiamo visto, anche altri, non ci stavano nella slide. Basaglia è uomo di sconfinamenti, lo sconfinamento spaziale, un intellettuale cosmopolita, i personaggi che abbiamo visto sono pizzicati in giro per tutto il mondo. Lo sconfinamento temporale, c'è un interesse importante di Basaglia per la storia della psichiatria, interesse assolutamente anomalo tra gli psichiatri suoi contemporanei, perché anzi bisognava guardare sempre le cose più moderne, tutto quello che era indietro della barbarie. E c'è uno sconfinamento soprattutto disciplinare, abbiamo visto ci sono lì filosofi, sociologi, psichiatri anche, ma poi anche appunto quindi anche scrittori, quindi tutto gli serve per costruire il suo pensiero, allora forse può essere un socio ideale di un'accademia come questa, non lo so, però è un fatto che l'archivio Franco e Franca Basaglia, che è stato esiliato dall'isola di San Servolo, dall'isola manicomio di San Servolo dove si trovava, da circa un mese è ospite dell'Istituto Veneto Accademia di Scienze e Lettere e Arti, che sono i nostri cugini veneziani. Le tracce più evidenti della fenomenologia nel pensiero di Basaglia, qualcosa è già stato accennato, ecco, ma intanto Pirella ricorda che Basaglia amava sopra ogni cosa partecipare alle conferenze di Minkowski quando veniva invitato da Pierfrancesco Galli a Milano. E poi il considerare la follia non più tanto come una malattia, ma come una forma di esistenza. Questo viene preso certamente da Binswanger. C'è un modello che Basaglia prende da Erwin Strauss. Ecco, Basaglia aveva un allievo che per Genova è stato anche molto importante, Antonio Slavic, e quando Basaglia deve consigliare a Slavic un intellettuale così presso il quale andare a formarsi subito dopo la laurea, gli consiglia Erwin Strauss, intellettuale appunto fenomenologo, dal quale poi Basaglia prende un modello di malattia mentale che è molto vicino, mi pare, a quello che tu ricordavi a proposito di Binswanger, cioè l'idea della malattia mentale come una situazione di compressione del sé, come il venir meno di un intervallo che è quello che ci permette di essere come soggetto e di non sentirci invasi o compressi dall'altro. E quindi Basaglia appunto cosa dice? Il malato mentale colpito dalla malattia non può più appropriarsi del proprio corpo, che è abbandonato così in una promiscuità in cui l'altro lo urge senza tregua da tutti i lati e lo invade. No? Pensiamo a situazioni come quella della paranoia, nella quale ci sentiamo continuamente attaccati, o situazioni come quelle delle allucinazioni uditive che ci penetrano dalle orecchie, o dell'eco del pensiero, no? Per cui sentiamo il nostro pensiero proiettato nello spazio interno e conosciuto da tutti quanti. Ma Basaglia a questa concezione della follia di Strauss aggiunge una considerazione, e qui si legano appunto il Basaglia fenomenologo e il Basaglia antiistituzionale, perché Basaglia dice, beh, già il malato è messo in questa condizione dalla malattia, ma l'ospedale psichiatrico con la sua concezione di panopticon che deve tenere sempre sotto controllo la persona, chiuderla, restringerla, talvolta anche legarla,
e costituisce praticamente un secondo fattore che si aggiunge a quello della malattia, potenziandone gli effetti. Ecco, per questo Basaglia, perché bisogna chiudere l'ospedale psichiatrico, non solo per ragioni di giustizia, per ragioni umanitarie, ma anche perché l'ospedale psichiatrico, se partiamo da questa visione per cui la malattia è compressione del sé, è eminentemente antiterapeutico. E quindi non si potrà mai migliorare la malattia dentro l'ospedale psichiatrico, ma soltanto raddoppiare l'oppressione che è efficace sulla persona. Il concetto di corpo proprio è un concetto molto importante che, contrariamente al corpo fisico, non è dato alla coscienza in modo intenzionale, ma è sentito come il mio stesso corpo, il corpo che obbedisce alla mia volontà ed esprime le mie intenzioni, il corpo che io sono e non il corpo che io ho, come scrive Merleau-Ponty. Basaglia, quando ci parla del corpo, sia nei lavori padovani degli anni 50 che nei lavori coriziani degli anni 60, parla di questo corpo qui, del corpo che io sono, che si sente compresso e dalla malattia e dall'ospedale. La centralità dell'incontro con l'altro, qui mi lego a dove tu venivi in fondo, no? Il discorso, quindi il Mitsein per l'uomo è centrale ed è centrale per lo psichiatra, un essere insieme. Uno psichiatra che Basaglia dice deve sentirsi come l'amico per il malato. Qui l'eco bismagheriano mi sembra chiarissimo. Questo è importante perché è la prima definizione di psichiatra che Basaglia dà. Poi nel corso della sua vita ne darà altre due, dirà che lo psichiatra deve essere il portavoce del malato, del suo punto di vista, dei suoi bisogni, e dirà più verso la fine della sua vita che lo psichiatra deve essere anche il sindacalista del malato e battersi perché al malato perché sia applicata per esempio la legge laddove prevede strutture nel territorio che aiutino i malati, le famiglie, eccetera. Beh, questo è un lavoro sindacale al quale la situazione. Ma soprattutto, scusate, la cosa forse più importante, credo che Basaglia prende dalla fenomenologia, prende da Husserl in particolare, è il concetto di epoché. Epoché che cosa vuol dire? Vuol dire sospensione del giudizio, e in Basaglia il discorso però rispetto a Husserl si complica, nel senso che quelle che Basaglia mette in opera sono due epoche diverse nel corso della sua vita. Bianco è ciò che è sottoposto a epoche e nero ciò su cui ci concentriamo. Nel primo caso Basaglia vuole focalizzare la follia che per lui è un fenomeno naturale, che è un fenomeno misterioso di fronte al quale il medico deve arrendersi senza vergognarsi e senza costruire mitologie per far finta di capire. Quindi ci si concentra sulla follia come nuda cosa, cioè il tentativo di avvicinare la follia per quello che è, dimenticando, quindi sottoponendo ad epoché, mettendo tra parentesi, lui dice, tutto ciò che passa tra la follia come fenomeno naturale e la malattia mentale come fenomeno storico, cioè come quel fenomeno che nasce dal modo in cui nei secoli la medicina ha letto la follia, costruendole intorno a una mitologia che a questo punto la nasconde. Quindi quando gli chiedono ma per lei esiste la malattia mentale, lui dice la malattia mentale è certo che esiste, è un fenomeno storico, un fenomeno creato dalla società, creato dalla medicina, nel loro inventare cose per fare fronte alla imprendibilità di questo strano fenomeno naturale che è la follia. A Gorizia però le cose cambiano, a essere sottoposte ad epoche sono sia la follia che la malattia mentale, per concentrarsi sulla malattia istituzionale, cioè sull'ospedale psichiatrico e sugli effetti che l'ospedale psichiatrico ha verso il malato. L'ospedale psichiatrico che è ciò che deve essere distrutto. Ma ancora c'è una terza epoche che ritroveremo dopo la 180, dopo che l'ospedale psichiatrico non c'è più. Scrive Basaglia nel 68, negare la malattia istituzionale
sfaldarne a uno gli aspetti istituzionali non significa negare l'esistenza della malattia mentale, significa riconoscere che la malattia come contraddizione non ancora svelata o compresa è tuttora nascosta sotto la malattia istituzionale, cioè sotto l'effetto morbigeno dell'ospedale psichiatrico. E quindi dopo la 180, per quei 2 anni che gli restano di vita, Basaglia ritorna alla prima epopea, cioè ritorna a concentrarsi sulla follia come nuda cosa, come cosa liberata dalle contaminazioni cui è stata sottoposta dalla storia. E qui c'è un'espressione molto bella di Roberto Mezzina, un amico di Trieste, che dice: beh, una volta chiuso l'ospedale psichiatrico, Basaglia può permettersi di tirare la malattia mentale fuori dalla parentesi e tornare a concentrarsi su di essa. È ancora Basaglia, quindi nel 79, che ci dice: in questa mancanza di identità che consiste attualmente la sfida implicita nel fare psichiatria, perché in questo vuoto ideologico e istituzionale, no? Vedete, l'epopea husserliana dà questo sentimento di liberazione da tutto ciò che è ideologia, da tutto ciò che è istituzione, che saremo costretti ad avvicinare il disturbo psichico al di fuori dei parametri, cioè delle diagnosi, delle nosografie e degli strumenti, cioè l'ospedale psichiatrico, che ci hanno finora impedito di avvicinarlo. Quindi Basaglia, negli ultimi anni, nei 2 anni della sua vita, immagina una nuova psichiatria nella quale, liberi dalle incrostazioni della psichiatria classica e liberi dall'ospedale psichiatrico, si potrà finalmente avvicinare la follia come nuda cosa, nella sua essenza, nella sua realtà. Qui riprendo 2 cose di un collega triestino, Mario Novello, che recentemente ha dedicato proprio a questo tema un libro. Per me è evidente che tutta l'opera di Basaglia è attraversata in profondità dall'esercizio dell'epoché e che senza il rigore epistemologico ed etico che aveva acquisito nei suoi studi fenomenologici non sarebbe stato in grado di pensare di realizzare la fine del manicomio. Ancora, è possibile affermare che se in origine la psichiatria fenomenologica ha interessato una ristretta cerchia di persone di elevato livello culturale, questo è certamente la realtà della psichiatria, con l'opera di Basaglia alcuni suoi temi e contenuti sono diventati patrimonio comune di fasce diversissime di persone senza la consapevolezza quasi della loro origine. Esiste cioè una dimensione della psichiatria fenomenologica che, per così dire, oltrepassandosi, ha informato e sotteso un agire collettivo che nel corso di alcuni decenni ha messo in atto processi molto complessi di trasformazione e cambiamento nel passaggio dalla psichiatria manicomiale alla salute mentale, cioè chi lavora per esempio in una cooperativa a fianco di una persona con un disturbo psichico non fa fatica oggi a avvicinarlo come colpito da una malattia nella sua nuda cosa, senza i pregiudizi della pericolosità, della incomprensibilità e dell'indialogabilità e tante incrostazioni che la storia aveva aggiunto. Sto quasi per finire, volevo dire qualcosina anche sul rapporto tra Sartre e Basaglia, che è un discorso parallelo a quello con la fenomenologia. Beh, intanto Basaglia, quando scrive il primo libro del gruppo, Che cos'è la psichiatria, dice esplicitamente di essere debitore del titolo a un libro di Sartre, Che cos'è la letteratura. E in fondo i 2 libri sottendono la stessa intenzione, quella di andare alla nuda cosa di cosa sono la letteratura o la psichiatria. La dialettica servo signore di Hegel, che certamente lui prende da Sartre, gli è utile per affrontare 2 dialettiche che non vanno confuse, che sono parallele e distinte. Da un lato la dialettica povertà-ricchezza, che è quella classica insomma, del marxismo, del socialismo, e dall'altra una dialettica follia-ragione che lui affronta in quanto psichiatra e che più volte ritorna su questo punto, può capitare naturalmente con folle sia anche povero, ma le 2 dialettiche sono 2 cose che decorrono in modo parallelo, che non si influenzano.
E questo è un passaggio di Basaglia, mi pare particolarmente sartriano: la contraddizione e la dialettica sono la liberazione, mentre malattia, morte, oppressione sono la negazione della dialettica. Ecco, questo è un passaggio interessante. Le ideologie sono libertà mentre si fanno, oppressione quando sono fatte. Questa è una frase che durante il dialogo che ebbe nel 72, che poi Basaglia pubblicò, Basaglia si complimenta con Sartre per aver detto questa cosa, ma Sartre non si ricorda assolutamente di averla mai detta e mai scritta, però si compiace perché gli piace la frase che Basaglia comunque gli attribuisce. Ma questo appunto questo passaggio sull'ideologia mi pare molto vivo, molto importante, di ciò che aveva Basaglia, ciò che voleva Basaglia era andare nel nude cose, liberarle da tutte le ideologie possibili. Dicevamo del saggio ansia e malafede. Per Basaglia ansia, autenticità e malafede, ecco, l'uomo, nella sua concezione, che è una concezione sartriana, lo psichiatra è sempre costretto alla libera scelta tra vivere l'autenticità e vivere la malafede. Questo vale per l'uomo in generale, vale naturalmente anche per lo psichiatra, che non può presentarsi in modo disonesto davanti al paziente. L'ansia, per Basaglia, è la condizione che l'uomo nevrotico vive perché è incapace di operare questa scelta tra autenticità e malafede. E poi ancora la questione dello sguardo. La questione dello sguardo, in particolare nel saggio Corpo, Sguardo, Silenzio del 65, per Basaglia come per Sartre, lo sguardo dell'altro è una violenza, Sartre dice, è l'inferno, dalla quale il soggetto ha bisogno di sentirsi a volte al riparo, cosa che né la paranoia né l'ospedale psichiatrico col suo atteggiamento panoptico gli consentono. Ravatti parla dell'epoca in Basaglia come lasciare spazio al rivelarsi dell'altro e delle cose. Leoni parla della giusta misura, il giusto intervallo, che sono un tema fenomenologico, ma anche una posta in gioco, se si vuol dire così, politica, che ha a che fare con liberare appunto il malato dalla cosa. Questi sono un po' i saggi, i libri ai quali mi sono rifatto, usciti in questo periodo, ristampati in questo periodo, per questa conversazione della quale vi ringrazio. Allora, ringrazio i relatori per questi interventi ricchissimi di spunti e devo dire anche di suggestioni, informazioni, molte sollecitazioni anche a leggere o rileggere in modo diverso dei testi. Ci sono interventi? Nessuno ha da dire nulla? Molto. C'è qua con un altro ruolo, però avendo studiato un po' di filosofia e un po' di filosofia della medicina, come dire, ho toccato ovviamente l'argomento su vari fronti. Domanda difficile barra impossibile rispondere. Se doveste dare una risposta, anche se vogliamo personale, al quesito, alla fine, che cosa divide in un certo senso la follia dalla sanità mentale? Nel senso, è molto complesso ovviamente dare un limite netto e probabilmente è impossibile anche per questioni, diciamo, ontologiche stesse di alcune, come dire, malattie psichiatriche che sono variopinte, come dire, internamente. Io ho particolari esperienze, ad esempio, da educatore nello spettro autistico. Voglio dire, lo spettro autistico è un contenitore infinito, diciamo così. Ma se doveste provare a dare una risposta, voglio dire, ma in realtà anche credo che sia anche una questione filosofica. Prego. Dicevo appunto che per Basaglia, credo anche per tutti noi, la follia nella sua nuda essenza è qualcosa che è inafferrabile, quindi è qualcosa di fronte al cui mistero lo psichiatra per primo, poi tutti gli altri sono costretti ad arrendersi. La definizione che cercherei perciò è una definizione più di tipo operativo. Ecco, che cos'è
La follia, beh, è qualche cosa che non ci consente di stare probabilmente pienamente bene con noi stessi, di vivere in una condizione, diciamo, di media felicità, di sperimentare momenti di media felicità e che non ci consente quel Mitsein, no, di cui parlava Oscar Meo, che è appunto nell'essenza naturale dell'uomo, quindi forse se cercassimo una definizione operativa di follia, o perlomeno di quella parte della follia che merita cura, che poi è quella che ci interessa, insomma, forse credo proprio che nella difficoltà di rapporto con se stessi e nella difficoltà di rapporto con gli altri sta una definizione operativa della quale credo che possiamo accontentarci. Ma io credo che abbia già esposto lui con molta più competenza naturalmente di me. È un problema di rapporto. È il modo in cui io vedo l'altro e l'altro vede me, il tema dello sguardo, proprio su questo naturalmente. E andare alla nuda cosa significa proprio eliminare tutto quello che può disturbare nel rapporto che noi possiamo avere. La nuda cosa è il Wesen di Husserl, quello che Husserl chiamava Wesen, l'essenza del fenomeno, l'essenza del fatto. Poi le risposte sono anche diverse ovviamente da psichiatra a psichiatra. Biswangher risponde cos'è la malattia? Un restringimento di mondo, fondamentalmente. Un venir meno dell'orizzonte ampio all'interno dei quali ci si ritrova. Ma al di là delle singole definizioni, è il problema relazionale, quello che, come diceva giustamente il professor Peloso, è il problema relazionale. Questo è il tema fondamentale. Quando siamo svegli abbiamo un mondo comune, dice Eraclito, e quando dormiamo ciascuno al suo. Ecco, il problema è che il malato ha un mondo che non comunica con il nostro, no? Tutto sommato. Kant diceva, non è non ragione, è una forma di ragione. Anche quella, no? Anche Kant si è occupato di malattia mentale, naturalmente come tutti i filosofi. È una forma di ragione, soltanto che è una ragione con cui non riusciamo a entrare in contatto. Questo è il buco è lì, è un buco nero naturalmente. Il teorema di incomprensibilità di Jaspers, di cui parlavamo prima e qui accennavo, è proprio questo. E cosa vuol dire incomprensibile? Non vuol dire che è incomprensibile perché quello è pazzo. No? Punto e basta. Non è il che assegna un'etichetta, no? Alla persona con cui ha a che fare. No, evidentemente. Incomprensibile vuol dire che io non sono dotato degli strumenti adatti per comprendere la sua malattia. Il difetto è dalla parte del medico e non dalla parte del paziente. Il problema è se questi strumenti si possono trovare oppure no. Io vorrei portare un momento la discussione su un campo un pochino più istituzionale e non teorico, perché io ho avuto la fortuna di lavorare in un ospedale psichiatrico a Londra per 3 anni, negli anni 80, alla fine degli anni 80, poi c'è stato lo tsunami di Basaglia che era anche in Inghilterra, per cui nel 89 hanno chiuso l'ospedale psichiatrico dove lavoravo full time come arte terapeuta. E ora devo dire che per tutti noi che lavoravamo nell'ospedale psichiatrico è stato un trauma, perché anche se non è politicamente corretto dire questo, c'erano degli aspetti molto positivi nel campus dell'ospedale, con molte possibilità di interazione e di attività terapeutiche, tra cui l'arte terapia,
e purtroppo l'ospedale nell'89 è stato venduto a un supermercato. Allora, l'Inghilterra, per fortuna, aveva avete anche parlato delle comunità terapeutiche. Era una bella tradizione questa delle comunità terapeutiche, che però non erano di solito le persone dell'ospedale psichiatrico. E per fortuna le comunità terapeutiche che prendevano tanti, soprattutto giovani o per persone con vari tipi di problemi, che dopo 1 anno o 2 stavano meglio, però le persone dell'ospedale psichiatrico sono state messe in appartamenti in città in cui c'erano una certa cura, e adesso io ho perso i contatti con Londra, non so bene cosa è successo. A me piacerebbe sapere, qui, anche a Genova, che cosa è successo. Spero che non è stato, non hanno venduto tutto al supermercato, però vorrei sapere quali alternative sono state elaborate per i pazienti psichiatrici. Ti prego. Sì, ma intanto, vabbè, io credo che la deistituzionalizzazione, la deospedalizzazione soprattutto, che ha avuto luogo nel mondo anglosassone, non abbia molto a che vedere con la deistituzionalizzazione promossa in Italia da Basaglia. È avvenuta contemporaneamente, parallelamente, però sulla base di presupposti più legati appunto agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, eccetera. Che cosa è successo a Genova? Che cosa è successo in Italia nel momento nel 78, nella chiusura degli ospedali psichiatrici? La premessa, diciamo che per quello di cui Basaglia andava orgoglioso era che a Trieste, dove lavorava lui, dove era stato lui a chiudere l'ospedale psichiatrico, l'ospedale ha chiuso quando i servizi esistevano già. Cioè a Trieste erano stati costruiti 6 centri di salute mentale con posti letto per la crisi, con situazioni, diciamo, sì, recentemente lo so, ma allora erano 6 e con attività diurne, compresi arte terapeuti, comprese tante cose. Il resto d'Italia, o perlomeno una gran parte del resto d'Italia, è rimasto, diciamo, invece sorpreso dalla legge 180, cioè ha affrontato quel 13 maggio 78 senza avere costruito prima dei servizi. Basaglia nei 2 anni che ha vissuto ancora dopo quel 13 maggio si è battuto come un leone e stanno uscendo ultimamente in particolare degli spezzoni di interviste televisive molto interessanti. Una l'ha fatta anche Maurizio Costanzo nel suo primo Aquarius, che era la prima, insomma, cosa. Ma anche altre, nelle quali Basaglia incontra i politici e chiede conto del fatto che lo Stato italiano ha approvato una legge ma non l'ha finanziata, non ha finanziato i servizi che servivano, cioè l'ha applicata per la parte della chiusura, ma non l'ha applicata per la parte dell'apertura. Su questo Basaglia ha cercato di spendersi in tutti i modi. Dopo la morte di Basaglia, la moglie, che poi è diventata anche senatrice nella sinistra indipendente, ha cercato chiaramente con molto meno forza di lui, perché aveva meno impatto televisivo, eccetera, di portare avanti questa battaglia. È stata una battaglia lenta, i servizi, io credo, i servizi a cui fa riferimento lei in particolare, quindi quelli della riabilitazione, hanno avuto mediamente in Italia una quindicina d'anni di ritardo. Oggi in alcuni luoghi sono più presenti. Qui a Genova abbiamo dei centri diurni dove si pratica riabilitazione anche attraverso l'attività archivistica,
abbiamo questa associazione, c'era prima il portavoce nell'ex ospedale di Quarto, no? Di Quarto Pianeta, che fa molte attività artistiche, culturali, così in favore dei malati di tutta la città. Quindi qui in Liguria oggi mi sento di dire che la situazione è decisamente migliore rispetto ai primi 10-15 anni dall'applicazione della legge. Altre regioni sono probabilmente più indietro. Poi nel frattempo c'è anche da dire che l'applicazione della 180 si è sovrapposta, si è incontrata con l'autonomia regionale della sanità, che naturalmente ha complicato le cose, perché la sanità italiana è diventata 20 sanità italiane, insomma, ecco. Questo. Prego. Temo che si sia un po' caduti nella fiducia nei farmaci, che era proprio quello che Basaglia non voleva. Sì, molto brevemente. Questo è uno dei tanti miti, se lei mi consente, su Basaglia, perché questo non è del tutto vero. Basaglia ritorna sulla questione degli psicofarmaci che nacquero, gli psicofarmaci moderni nacquero mentre lui era all'Università di Padova, naturalmente, che essendo un'università pesantemente organicista, è stata una di quelle che si è specializzata maggiormente nell'utilizzo dei farmaci. Basaglia in più occasioni dice che gli psicofarmaci hanno avuto un'importanza nel consentire il suo lavoro di deistituzionalizzazione e addirittura in un'occasione dice: se ieri la psichiatria e la società potevano avere una scusa, diciamo, per chiudere il malato di mente in questi grandi istituti, eccetera, oggi, con l'avvento degli psicofarmaci, questa scusa è venuta meno. Quindi bisogna por mano alla distruzione delle grandi istituzioni psichiatriche. Quello che Basaglia però sottolinea sempre è che degli psicofarmaci deve essere fatto un uso moderato e corretto, non lo strauso che veniva fatto allora in certi ospedali psichiatrici. In particolare quando lui entra a Gorizia, ci entra da ex universitario di Padova e porta la cultura psicofarmacologica dentro un ospedale dove questo nuovo strumento veniva usato in maniera piuttosto casuale. Vuoi dire qualcosa? No, volevo soltanto dire che è un tema che si presentava già all'inizio del secolo passato con gli Jaspers. Anche Jaspers dice: state attenti, i sedativi non devono essere dati, cioè, i sedativi li usavano già, naturalmente, è chiaro, usavano anche altri strumenti un po' più coercitivi, ecco. Basta andare a leggersi il manuale di Kraepelin, l'edizione del 1909, che è la più vicina a quella di Jaspers, e si trovano delle bellissime fotografie di stanze foderate, di letti di contenzione, di camicie di forza, e così è una specie di catalogo di tutto lo strumentario che avevano a disposizione di fiscali. Però già all'inizio del secolo Gasperi sapeva dire: sì, sedativi, ok, però con una certa attenzione, naturalmente, con moderazione, come avrebbe detto poi Basaglia. Semplicemente questo. Io tema molto antico. Non ti preoccupare. Eccolo. Un ricordo, una battuta. Mi pare che dopo la 180 Basaglia, intervistato da giornalisti, mi sembra proprio a Cogoleto, che gli chiedevano: ma lei crede che esista la malattia mentale? E io non vorrei sbagliarmi, ma lui rispose: credo che esista la sofferenza mentale. E poi una seconda osservazione: non bisogna dimenticare che la 180, 13 maggio 78, osservazione politica, nasce nel compromesso storico e quindi ha, secondo me, lo dico in modo molto schematico, due aspirazioni di chi ha fatto questa battaglia. Da una parte ci sono gli psichiatri, il movimento anti-istituzionale per, sempre schematicamente, la psichiatria territoriale.
ma dall'altra, e non nomino la componente politica, c'è chi, medico dell'ospedale psichiatrico, desidera uscire da quella infamia che era un luogo invivibile per tornare nell'ospedale civile. E questi sono gli SPDC, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Quindi la psichiatria territoriale ha avuto esiti incerti, e però chi voleva andare nell'ospedale civile ci è andato, insomma. Sì, ma molto semplicemente due cose. Una, la sofferenza mentale, certo, per Basaglia esiste, d'altra parte è innegabile, noi la vediamo tutti i giorni, la sofferenza delle persone che hanno un problema, un disturbo psichiatrico, ma esiste anche per Basaglia la malattia mentale come fatto storico costruito dalla medicina, ed esiste la follia, che è la base appunto che dà questa sofferenza. La questione invece seconda che veniva citata è molto vera, credo che lei abbia colto perfettamente un dato storico, cioè la legge 180 nasce da due istanze che trovano alleanza. Da una parte il movimento antiistituzionale legato al 68, che vuole liberare, diciamo, i malati, gli internati dalla condizione di oppressione nella quale si trovano, e dall'altra la ambizione della corporazione psichiatrica, che vuole essere riconosciuta come medici tra i medici, e tra l'altro allora questo aveva anche, non era certamente il problema principale era quello della dignità dell'immagine, ma aveva anche un riscontro economico, perché i medici dipendenti della provincia erano pagati meno dei loro colleghi dipendenti dell'ospedale civile. Grazie. Torno un attimo indietro perché mi colpiva tutto il discorso, no, della deistituzionalizzazione e della storia che questo ha avuto nella nostra città, nella quale io ho lavorato per 40 anni. Ho avuto anche la fortuna di incrociare Franco Basaglia a Trieste, e questo mi ha lasciato un ricordo assolutamente indelebile. Mi chiedo cosa ne penserebbe oggi, perché è vero che la 180 ha portato alla chiusura dei manicomi, è vero che le strutture intermedie, le strutture residenziali, la riabilitazione è stata scarsamente finanziata, ma è stato finanziato qualcos'altro negli ultimi 30 anni. È stata finanziata la privatizzazione dell'assistenza psichiatrica, che attualmente è quasi esclusivamente in ambito residenziale delegata a strutture private. Ora, per carità, io non ce l'ho con la struttura privata, però parto dal presupposto che la struttura privata deve fare profitto sulla patologia, perché altrimenti non si spiega la sua esistenza. E allora io mi chiedo che cosa davvero andrebbe fatto, no, per restituire alla malattia mentale la dignità di un modo d'essere, di un modo d'esistere, comunque lo vogliamo trattare, con gli psicofarmaci, senza gli psicofarmaci. Non è questo il problema. Il problema è come fare a non mercificare la salute mentale, perché altrimenti tutto quello che è stato fatto subito dopo la legge 180 viene, dal mio punto di vista, inevitabilmente invalidato. Volevo sapere cosa ne pensate. Grazie. Ciao, intanto. Sì, siamo qui a parlare di Basaglia. Mi sembra di dover dire che a Trieste, dove le cose sono state fatte da Basaglia, dove le cose sono state fatte dalla 180, scusate, prima della 180, questi fenomeni non si sono verificati, o si sono verificati molto meno.
Come dicevo, i centri di salute mentale, i 6 centri di salute mentale avevano allora 4-6 posti letto ciascuno che rispondevano ai momenti di crisi con una continuità col momento poi di prosecuzione a casa della cura, una continuità naturale, diciamo, perché era lo stesso centro di salute mentale che funzionava da ambulatorio. Le strutture intermedie, le comunità allora sono state costruite dal servizio pubblico. Le prime sono state fatte dentro ai padiglioni deospedalizzati del San Giovanni, le altre poi in città, eccetera. Quindi il fatto che il servizio pubblico prima della legge avesse preparato alcune risposte ha evitato che le risposte mancassero dopo la legge e che in questa latenza, in questa paralisi di iniziativa, io credo, del servizio pubblico, si sia inserita l'iniziativa privata, come è naturale che avvenga, perché se il pubblico non è in quel momento in grado o non vuole dare risposte e le risposte sono necessarie, è questo il contesto nel quale si inserisce per sua natura l'iniziativa privata, penso. Sono altri interventi? Bene, allora io ringrazio i relatori, il professor Oscar Meo e Paolo Peloso. Mi pare che ci sia davvero ancora molto su cui parlare, ma vorrà dire che ci rivedremo ancora. Bene, io vi dico solo che innanzitutto queste 2 conferenze saranno poi visibili consultando il sito dell'Accademia, perché sono poi riprodotte, quindi se le si vogliono vedere o chi non ha potuto farlo lo può fare. E la prossima conferenza sarà giovedì 21 marzo. Il relatore, il professor Corrado Bologna, che parlerà su L'Arca della Mente, il Riccardo di San Vittore di Ezra Pound. Anche Pound ha avuto i suoi problemi. Esatto. Grazie, buonasera.